Taralli napoletani, sugna, pepe e mandorla. Una bontà partenopea. Andiamole a fare. Salve a tutti! Oggi andremo a preparare un'altra ricetta della tradizione napoletana. I taralli, sugne e pepe con la mandorla spezzata. Questa è una ricetta veramente molto tradizionale. Io ricordo tanto che quando ero piccolina i miei genitori la domenica ci portavano a fare una passeggiata a Margellina e sul lungomare c'erano questi chioschetti che vendevano questi taralli caldissimi e io non lo so, ricordo con questo profumo, ricordo molto la mia infanzia, l'infanzia dei napoletani che ancora oggi crescono i figli portandoli a passeggiare sul lungomare a mangiare questi taralli. È una preparazione molto semplice, la faremo a mano. Ci servirà 250 g di farina, 5 g di lievito di birra, 100 g di sugna, 2 cucchiaini di pepe, 60 ml di acqua e 150 di mandorle tostate e tagliate a pezzettoni. Andiamo subito all'esecuzione. Farò l'impasto prima in ciotola per comodità, poi dopo lo metterò sul tavolo e continuerò a lavorare. Come prima cosa sciolgo il lievito nell'acqua. Mescolo il pepe con la farina. Metto al centro l'acqua con il lievito. E inizio ad impastare. Metto al centro anche la sugna. E inizio a mescolare. A questo punto posso mettere anche il sale. E mi sposto sul tavolo. E compatto per bene con le mani. Non ho fatto una dose molto grande. Arrivato a questo punto l'impasto possiamo aggiungere le mandorle. Io le metto così sul tavolo, impastando me le prendo. E le faccio incorporare tutte. Arrivata a questo punto, le mandorle sono ben distribuite nell'impasto e l'impasto è ben asciutto, lo lasciamo lievitare per un'oretta. Non crescerà tanto perché ci sono le mandorle che comunque bloccheranno un pochettino, però un poco sì. Ho messo un po' di farina nella ciotola, mi metto l'impasto, lo copro e lo lascio lievitare. Ci vediamo tra poco. Arrotolo, intreccio e arrotolo, intreccio e arrotolo. Andiamo avanti. Arrotolo, intreccio e arrotolo, intreccio e arrotolo. Eccoli pronti, i miei taralli, sugna, pepe e mandorle. Adesso li facciamo lievitare un'altra oretta, poi li mettiamo in forno. Prima a 200 gradi per 10 minuti, poi caliamo a 180 e facciamo cuocere altri 20-25 minuti. Li vedrete, saranno ben colorati e ben cotti. Ci vediamo dopo.
Eccoli qua, finalmente sono pronti. Il profumo della mia infanzia. Buonissimi. Adesso li assaggiamo. Non vedevo l'ora. Mm. Mm. Una bontà, presto fatto. Se siete curiosi di scoprire le mie ricette, iscrivetevi ai miei canali. Su YouTube attivate la campanella per rimanere aggiornati sulla pubblicazione delle mie ricette, su TikTok e su Instagram. Ciao a tutti!